Focus TG, martedì 15 febbraio, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione del Veneto e dal Veneto. Un'edizione, quella di oggi, come sempre in diretta, che vi terrà compagnia, vi terrà informati fino alle 13:30 con tantissimi contributi, tante notizie. Andremo in altopiano per questa nevicata che ha imbiancato le nostre montagne con paesaggi e scorci davvero suggestivi. Saremo collegati proprio con Gallio e con tutta la zona appunto dell'altopiano perché riceviamo e stiamo ricevendo costantemente dei contributi, delle immagini davvero molto suggestive. Ve le proporremo fra poco. Poi parleremo del Carnevale, parleremo di San Valentino, tanta cronaca e i nostri immancabili collegamenti in diretta con tutto il territorio, da Padova a Treviso, passando per Vicenza. Insomma, come dico sempre, visto che insomma siamo quasi a orario di pranzo, insomma si sta magari cucinando in questo momento in tante case di voi telespettatori, insomma il menù anche oggi è straordinariamente ricco di notizie e di contenuti. Apriamo però questa nostra striscia di Focus TG andando a dare un'occhiata al report, al bollettino di Azienda Zero. Insomma apriamo quindi con una fotografia su come stanno andando le cose per quello che riguarda l'andamento dell'epidemia in Veneto. Sono notizie che anche oggi sono confortanti. Ieri ci avete seguito in tanti, il bollettino insomma del lunedì, il report del lunedì è sempre da contestualizzare, sempre da analizzare in maniera un po' particolare perché fa riferimento anche ai dati della domenica dove è più difficile raccogliere numeri, cifre precise, dati attendibili. Quello di oggi, quello del martedì, è sicuramente un report più affidabile, diciamo così, tra virgolette. Ebbene, le notizie restano comunque confortanti. Allora, guardiamolo insieme. È il report che, come vi dicevo, fa riferimento alle variazioni dei contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e, ahimè, dei decessi nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore, appunto, il delta dei positivi, quindi dei nuovi positivi, si attesta su valori che sono più o meno in linea con quelli degli ultimi giorni. 7.298 nuovi casi di positività in Veneto. Il numero degli attualmente positivi scende sotto i 100.000. Questo è un numero ed è un dato estremamente importante, estremamente confortante perché per mesi, per settimane, anche queste ultime settimane di flessione della curva, comunque i casi positivi in Veneto rimanevano al di sopra insomma dei 100.000, delle 100.000 unità in tutta la regione. Si scende finalmente sotto il muro dei 100.000, 97.194. Le buone notizie arrivano anche dalle ospedalizzazioni in area non critica, quindi i ricoveri ospedalieri che scendono di ben 53 unità. Numero sicuramente importante, numero positivo, anche se ha un meno davanti, molto positivo, è quello delle terapie intensive. Anche in questo caso notizie che appunto ci strappano un sorriso, ci fanno tirare un sospiro di sollievo. Meno 12 terapie intensive nelle ultime 24 ore. Insomma, come vedete, la curva continua a scendere, i contagi si assestano in maniera abbastanza, diciamo, gestibile, le ospedalizzazioni scendono vertiginosamente, insomma meno 53 nelle ultime 24 ore e anche le terapie intensive, meno 12, permettono agli ospedali di respirare e di non andare in sofferenza. Tutto questo chiaramente in vista anche del sempre più probabile ritorno del Veneto in zona bianca, in fascia bianca. Purtroppo dobbiamo constatare il decesso di altre 32 persone nelle ultime 24 ore. Siamo rientrati con le nostre telecamere, con la regia in studio. Perché? Perché adesso lanciamo il primo servizio, sarà un servizio introduttivo di quello che è un altro dei nostri
temi di stretta attualità che svilupperemo oggi, che continueremo a portare avanti, il servizio su il caro bollette, sulle difficoltà che stanno investendo le famiglie, le imprese, le associazioni e quant'altro. Ci spostiamo adesso nel Padovano perché una nuova protesta contro il caro energia, bollette raddoppiate, in alcuni casi addirittura triplicate, e venerdì per mezz'ora ristoranti e bar spegneranno le luci. Vediamo. In principio fu la luce delle candele a illuminare la cena del ristorante di Prato della Valle. Venerdì prossimo, 18 febbraio, la protesta, calate le ombre della sera, si allargherà a macchia di leopardo ai pubblici esercizi di Padova e provincia, quando le luci si spegneranno del tutto. Bollette di gas e corrente elettrica raddoppiate e in alcuni casi triplicate rispetto allo scorso anno rischiano di mettere a repentaglio la ripresa che finalmente i gestori avevano iniziato a intravedere all'orizzonte. Grande la preoccupazione. Qualche attività purtroppo ha già comunicato che se dovesse proseguire questa condizione per qualche settimana ancora sarà costretta a chiudere con le conseguenti perdite di posti di lavoro. Ecco, per questo il 18 di febbraio, venerdì 18 febbraio, dalle 19:30 alle 20 i pubblici esercizi abbasseranno le luci, un blackout simbolico per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e soprattutto dei politici che hanno il compito di rappresentarci e tutelarci e aiutare le imprese in questo difficilissimo momento, per attirare l'attenzione, dicevamo, al fine di introdurre misure compensative. Abbiamo introdotto, come avete visto, come avete sentito, il tema del caro bollette proprio nel Padovano, e da Padova vedo collegata con noi la nostra collega Chiara Gaiani, a cui diamo chiaramente il nostro benvenuto, che ci parla proprio di questo tema di strettissima attualità. Buongiorno Chiara. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo appena usciti con il collega Federico Cibotto dal nostro primo appuntamento della giornata. Siamo stati all'interno di uno dei locali che aderiranno alla protesta che è stata annunciata dal segretario provinciale di APPE di venerdì, cioè quella di spegnere la luce dalle 19:30 alle 20. Sarà proprio una chiusura di tutti i locali pubblici della città, una città che sarà al buio non solo in città ma anche in provincia, perché sappiamo quale sia l'importanza anche sul fronte della sicurezza di questi locali, e siamo andati a cercare di capire con mano che cosa è capitato. Ecco, vi assicuro che io sono rimasta sconvolta, è da settimane che ne stiamo parlando. Ci ha fatto vedere Federica Luni, che è titolare di una pasticceria, tra l'altro è anche vicepresidente di APPE, 2 bollette dell'energia elettrica. Quella relativa a dicembre 2020 era circa di 1.300 euro, quella di quest'anno, che quindi è di dicembre 2021, era di 3.077 euro. Capite quale sia la sofferenza in questo momento dei locali pubblici, ma non solo, insomma, è davvero di tutte le nostre famiglie. La richiesta è quella di un intervento che sia un intervento serio e che sostenga la ripresa, perché come vi stiamo raccontando da giorni e come ci ha confermato, la ripresa c'è anche nei locali come il suo. Per esempio la festa di ieri, quella di San Valentino, è stata una festa di ritorno alla normalità, con molti segnali di speranza che arrivano dai clienti. Tutti noi sentiamo questo desiderio, questa necessità di tornare, di riprendere in mano la nostra vita, di fatto dove l'avevamo lasciata circa 2 anni fa. Ieri la festa degli innamorati è stato un tripudio di cuori, non solo di cuori dolci, ma ci raccontava che anche i colleghi ristoratori si sono ritrovati, insomma, a gestire le prenotazioni di un San Valentino, diciamo, rutinario, abitudinario. Questo sta mettendo in difficoltà il settore, anche perché accanto a questi, che sono dei costi che sono centuplicati
triplicati, cioè che sono di fatto raddoppiati, in qualche caso triplicati. Abbiamo tutto il costo delle materie prime che è aumentato. Ci raccontava che sta aspettando il dettaglio per quanto riguarda i costi della cioccolata, che è un elemento che ha un prezzo molto variabile, ma ad esempio il caffè è già aumentato il pistacchio, scusate, non il caffè, è già aumentato del 30%, e anche altre materie prime. Per esempio, un dettaglio così che mi ha un po' sorpreso è stato quello delle uova. Sono rincarate anche perché c'è stato un periodo in cui erano introvabili a causa dell'influenza aviaria che ha messo in ginocchio molte aziende, compreso nella Bassa Padovana. Chiara, grazie mille, sempre chiara nel vero senso della parola, esaustiva. La nostra collega Chiara Gaiani, che salutiamo, la ringraziamo per il suo collegamento. Noi adesso ci prendiamo un minutino di pausa, torniamo e vi dico già, ci collegheremo con l'altopiano, immagini davvero incantevoli, quelle che ci arrivano dalle nostre montagne. Continueremo a parlare chiaramente del caro bollette, continueremo a parlare di attualità, di carnevale, di San Valentino, insomma, a fra poco qui con Focus TG. 12:13, Focus TG, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30. Avete sentito nel collegamento con la nostra collega Chiara Gaiani poco fa del caro bollette, di questa situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più insostenibile, sempre più difficile per tutte le famiglie. Noi continueremo a parlare di questo con approfondimenti, anche perché insomma è forte la richiesta di aiuti, di contributi al governo, e quindi faremo il punto anche su questo. Però adesso vedo collegata con noi, visto che insomma lo sapete, il nostro Focus TG è in diretta per darvi le notizie del Veneto, dal Veneto, e da Padova insomma vedo collegata con noi la nostra collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, ben trovata. Che notizie ci porti da Padova? Buongiorno Alex, sì, noi invece abbiamo seguito l'unico sciopero che c'è stato in città, l'unica manifestazione statica che c'è stata in città, perché oggi, come ben sapete, scattano le sospensioni per i cinquantenni dal lavoro per i cinquantenni non vaccinati, quindi il sindacato di base CUB, l'unico che è contro il Green Pass, il Super Green Pass, ha indetto una manifestazione proprio davanti alla prefettura per sostenere tutti quei lavoratori che da oggi sono sospesi. Secondo i dati forniti da questo sindacato di base, dovrebbe essere circa il 10% in Veneto di lavoratori che si trovano in queste condizioni a partire da oggi, e chiedono al governo insomma che questa misura venga revocata. Una cinquantina circa le persone che hanno manifestato, con dichiarazioni anche piuttosto forti, che hanno negato la pandemia e tutti i morti e quelle scene strazianti che abbiamo visto nella prima ondata della pandemia con i camion militari di Bergamo. Quindi, a parte questo tipo di interventi, poi si sono susseguiti a microfono esperienze di lavoratori cinquantenni che da oggi sono a casa senza stipendio. Tuttavia poi c'è anche i numeri che arrivano dalle varie associazioni di categoria, come per esempio Confartigianato, che parla di circa 9.600 artigiani che da oggi verranno sospesi. Quindi le aziende, ma anche le industrie, che dovranno rimodulare gli orari di lavoro proprio sulla base dei lavoratori che da oggi non potranno più andare a lavorare perché non vaccinati. Valentina, qual è l'atteggiamento, anche la presa di posizione in merito alle sanzioni che, ricordiamo, vanno dai 600 ai 1.500 euro per un lavoratore appunto che over 50 non dovesse rispettare quelle che sono le direttive? Nel senso, la protesta è più ideologica, oppure insomma c'è anche qualcuno che è preoccupato per le conseguenze economiche, la perdita del posto di lavoro, piuttosto appunto che sanzioni, lo ripetiamo, che vanno dai 600 ai 1.500 euro?
Allora, per lo più i lavoratori che abbiamo visto oggi sono del settore pubblico, quindi più che sembra più una posizione ideologica, nel senso Certo. non c'è nessuna intenzione di vaccinarsi e quindi loro dicono noi non ci vacciniamo e non è giusto che perdiamo per questo motivo il lavoro, ma non hanno fatto riferimento in particolare alle multe, anzi loro hanno detto noi non vogliamo proprio la sospensione perché non riteniamo che si debba uscire dalla pandemia con queste misure governative. Poi hanno parlato ovviamente della vigilanza, dell'attesa delle cure domiciliari per il Covid, hanno fatto insomma era una costola, diciamo, delle dichiarazioni, delle manifestazioni Novax che qui a Padova siamo un po' abituati a vedere ogni sabato e che, come ben sapete, l'ultimo sabato hanno creato anche disordini in città, visto che ieri pomeriggio è stato convalidato l'arresto del Novax che ha rifiutato di fornire le generalità durante l'aperitivo in piazza non autorizzato. Ringraziamo, sempre precisa e puntuale, la nostra collega Valentina Visentini. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi. Ti lasciamo alla tua mattinata ricca di impegni e di interviste e rientriamo in studio per riallacciarci a quello di cui stavamo parlando prima, ovvero il filone del discorso legato al caro bollette. Vi anticipo che riguardo proprio alla tematica che insomma, ci ha anticipato la nostra collega Valentina Visentino, ovvero l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50, avremo uno spazio più avanti nel corso del nostro Focus TG dedicato proprio a questo. Caro bollette, il coro di chi chiede aiuti si fa sempre più forte, sempre più insistente, bollette che triplicano, in alcuni casi diventano veramente delle vere e proprie stangate, delle bollette shock, e allora l'aiuto che viene chiesto è al governo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. Caro bollette, mentre in governo è al lavoro per definire un nuovo decreto a favore delle famiglie e imprese, i venti di guerra dall'Ucraina non favoriscono una fase di normalizzazione. Alcune categorie potrebbero scegliere di adottare forme estreme di contenimento delle spese, come i benzinai che in queste ore stanno valutando la sospensione del servizio nell'orario notturno. Le famiglie stanno già pagando le prime bollette shock con i rincari annunciati. Io prima pagavo sulle bollette ogni mese 110-120 euro, adesso sembra da 2,80. Non si possono sostenere queste spese, anche ancora mi deve arrivare quelle della luce. Mi sono trovato una bolletta di 638 euro con il gas a 1,20 euro. L'unica cosa che mi hanno detto, guarda signore, gliela possiamo rateizzare, ma me la rate nel modo più sbagliato, perché sto già aspettando che mi arriva quell'altra, per cui cosa me la rateizzano? Perché ho una bambina piccola a casa e quindi sto sopravvivendo anch'io, perché senza lavoro, senza qualche sostegno economico, però le bollette sono aumentate un casino e speriamo in qualche manovra risolutiva da parte di Draghi. Ma abbattere i costi, attingere a fonti alternative potrebbe non bastare. Il pressing sul governo coinvolge le stesse forze di maggioranza. Come parlamentari del gruppo Lega abbiamo svolto un flash mob davanti a Montecitorio per stimolare il governo a stanziare ulteriori risorse in aiuto a famiglie e imprese, e sappiamo che il Consiglio dei Ministri si è impegnato a stanziare altri 4 miliardi di euro sotto forma di aiuti e di contributi. Il costo della materia prima incide soltanto per il 45% di questo costo complessivo, il resto costituito da oneri di sistema, e in questo senso c'è una notizia abbastanza confortante, in quanto il decreto sostegni ter e la stessa ARERA, che è l'autorità di regolazione, hanno tolto gli oneri di sistema per il prossimo trimestre, non soltanto alle imprese di piccola dimensione ma anche alle imprese di più grande dimensione, che quindi hanno consumi superiori di energia, e oltre a stanziare aiuti per le famiglie. Vedo collegato con noi in diretta da Gallio il sindaco Emanuele Munari, e allora con lui inauguriamo questa pagina dedicata proprio all'altopiano, alla neve, al turismo, oggi in questo speciale, diciamo, altopiano all'interno di Focus TG. Buongiorno sindaco. Intanto stamattina
vi siete risvegliati con un paesaggio veramente straordinario, imbiancato, insomma un motivo in più per andare a visitare l'altopiano. Sì, grazie, buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. E questa mattina la Dama Bianca ci ha fatto la sua sorpresa, era un po' aspettata, però fino a ieri sera in qualche modo era aspettata ma non scendeva, poi invece questa mattina ha deciso di farsi vedere, apparire ancora sul nostro altopiano, regalandoci ancora giornate bianche, giornate veramente spettacolari. Ecco, l'unico handicap che tengo appunto a rimarcare è il fatto che questa neve è la cosiddetta neve un po' bagnata, neve un po' pesante, che quindi per quanto riguarda l'aspetto viabilistico restituisce poca aderenza e quindi massima cautela, equipaggiati bene con le gomme, perché questa neve purtroppo è più insidiosa di quella che normalmente cade sull'altopiano. Allora, massima prudenza al volante, però noi stiamo vedendo proprio le immagini in diretta da Gallio, sono davvero immagini di una cartolina che fa venire voglia di, insomma, raggiungerla, Sindaco, di venire a trovarla. Come sta andando la stagione turistica? Sì, la stagione turistica diciamo, si è ripresa per quanto riguarda molto bene, per quanto riguarda quello che noi definiamo il turismo di giornata, il pendolarismo, il mordi e fuggi, perché è cresciuto, grazie anche al Covid, a mio avviso, è cresciuto di oltre il 200%, quindi diciamo da questo punto di vista è andata abbastanza bene. Per quanto riguarda invece le statistiche, quelle che parlano delle presenze sull'altopiano, quindi le seconde case, ma in particolar modo gli alberghi, lì purtroppo dobbiamo registrare ancora un segno negativo, quindi speriamo che questa nevicata possa, come farà sicuramente, allungherà la stagione invernale sulle nostre piste da sci, e quindi sperando di poter regalare qualche weekend di presenze anche alle nostre strutture alberghiere e magari rivedere ancora una volta molti proprietari di seconde case ritornare appunto a Gallio e sull'altopiano per godere di questo ultimo scorcio d'inverno e quindi riaprire le proprie case e frequentare appunto le nostre attività economiche e il nostro meraviglioso altopiano. Sindaco, la stagione sciistica invece come è andata finora, insomma, in questi primi mesi del 2022? Sì, la stagione sciistica legata al mondo sia dello sci alpino sia dello sci di fondo è andata abbastanza bene. Io devo ringraziare tutti gli operatori appunto turistici e impiantisti che con grande lavoro, con grande sacrificio, con grandi investimenti hanno saputo, nonostante la prima nevicata ai primi di dicembre e poi a parte oggi non si è più visto nulla, hanno comunque saputo lavorare sodo e garantire comunque l'apertura della stragrande maggioranza degli impianti. In particolar modo io sono di Gallio, faccio complimenti appunto a chi ha gestito l'innevamento anche artificiale delle melette, perché è stata una stazione che dall'apertura non ha mai chiuso e ha sempre garantito appunto accessibilità, fruibilità, piste perfette, piste dove la neve è più bianca, per ricordare un vecchio motto degli anni 70 dove appunto sciare alle Melette 2000 voleva dire sciare dove la neve è più bianca, e quest'anno effettivamente abbiamo veramente goduto e dobbiamo quindi ringraziare non solo le Melette ma tutti gli impiantisti, perché sono stati veramente in gamba e bravi ad andare contro la sorte, contro il meteo, contro questo tempo anche caldo particolare di questi ultimi giorni, e comunque appunto presentarsi ai nostri turisti e a chi ama appunto sciare sull'altopiano piste veramente mozzafiato. Sindaco, prima di salutarci un'ultima domanda, perché l'abbiamo vista, abbiamo raccontato le gesta sportive dell'Asiago Hockey con la straordinaria vittoria di questo terzo scudetto di fila, l'abbiamo vista sugli spalti festeggiare, gioire, insomma, per questo traguardo leggendario, insomma, che voglio dire ha riempito i cuori di tutti gli appassionati, di tutti i tifosi. Un commento sulla vittoria dell'Asiago Hockey. Sì, dici bene Alex, io tra l'altro durante il liceo ero appunto uno dei capi ultras dell'Asiago, quindi ho ecco. una storia, sì, ho una storia alle spalle di
di tradizione di Ultras per quanto riguarda l'hockey asiago, e da qualche anno anche da sindaco mi pregio di essere appunto invitato e vado volentieri, però appunto con l'ultimo scudetto non ho resistito a ritornare appunto nella curva degli Ultras, riprenderli, gioire con loro, saltare e cantare con loro, perché il terzo scudetto consecutivo per Asiago è una cosa veramente importante. E anche qui grande lavoro del presidente Piercarlo Mantovani, di tutto il suo staff, di tutta la società, dai massimi dirigenti a chi invece magari pulisce lo stadio o guida la roll bar per garantire il ghiaccio, a tutti i giocatori e tutti i giovani ragazzi dell'altopiano di Asiago e a tutta la squadra, perché veramente è una gioia immensa. Sindaco, io la ringrazio per la sua disponibilità, per questo collegamento, per aver fatto 4 chiacchiere con noi, sempre molto interessanti sulla realtà dell'altopiano. Ringraziamo il sindaco di Gallio Emanuele Munari. Noi rientriamo in studio per lanciare la pubblicità. Fra 2 minuti torniamo con voi, altre immagini di neve dall'altopiano, altre notizie, tanta cronaca, insomma, fra poco. Abbiamo ancora negli occhi le immagini di Gallio ricoperta di neve, una neve che stamattina ha imbiancato tutto l'altopiano. Sono davvero immagini molto suggestive. Noi adesso ci spostiamo in zona Asiago invece, dove appunto facciamo in diretta insieme all'assessore Lobby, all'assessore al turismo, il punto della situazione, anche in questo caso con immagini davvero mozzafiato. Vediamo. Certamente questa nevicata andrà a allungare e andrà a dare la speranza ai nostri operatori, sia del settore delle agenzie di viaggio che ai nostri impiantisti, la speranza di allungare la stagione, permettendo a tutti i nostri ospiti, i nostri turisti di trovare delle condizioni ottimali nelle piste di Asiago dell'altopiano. Certo che quest'anno abbiamo dovuto far fronte a una situazione molto particolare legata alla totale mancanza di neve, e per questo in questo momento ci troviamo a gioire di questa nevicata. Certamente possiamo fare un bilancio provvisorio di questa stagione invernale che, se paragonata allo scorso anno, ovviamente fa emergere solo dati positivi, vista la totale chiusura dello scorso anno. È una stagione invernale che ha avuto dei grossi problemi di innaviamento, è stata caratterizzata dalla totale assenza di neve, ma che comunque ha consentito un arrivo dei nostri turisti che vivono l'altopiano, vivono Asiago a 360 gradi anche con scarse condizioni di innevamento, vivendo di passeggiate, vivendo di escursioni, immergendosi in questa natura che è una natura ricca di storia, di cultura, e può essere ovviamente approfondita e vissuta anche grazie alle numerose guide di media montagna che abbiamo, che operano nell'altopiano dei 7 comuni. Ci sono moltissimi aspetti che hanno cambiato anche le abitudini dei nostri ospiti, dei nostri turisti, magari anche dettati da questa pandemia, una pandemia che ha riportato la necessità all'uomo, all'essere umano, di ricercare ambienti, contesti naturali, identitari, anche isolati, e quindi il nostro territorio, che è un vastissimo territorio, ricordiamo che è l'altopiano più vasto d'Europa, con 800 km² per la sua estensione, offre importanti spazi ai nostri ospiti che ricercano un equilibrio mentale, un equilibrio fisico nella natura. Restiamo ad Asiago, ne abbiamo parlato con il sindaco di Gallio Emanuele Munari nella parte finale, insomma, dell'intervista di poco fa in diretta a Focus TG. Perché? Perché insomma sono giorni di festa ad Asiago, oltre chiaramente per l'arrivo della neve, oltre che per tutte le suggestioni paesaggistiche e per le implicazioni nel turismo, nello sport invernale. Proprio di sport invernale parliamo perché insomma la città è in festa per il terzo titolo consecutivo ottenuto dall'Asiago Hockey, un titolo che va ad aggiungersi agli altri 7 vinti in precedenza, quindi porta a 8 scudetti il palmarès dei leoni giallorossi. Una vittoria davvero straordinaria che proietta l'Asiago Hockey nella leggenda.
Leggendario nello sport è un aggettivo che si usa per consegnare alla storia qualcosa di straordinario. Un'impresa, un risultato che unisce emozioni indimenticabili a ricordi indelebili. Quello che ha fatto l'Asiago Hockey è leggenda, è storia. I Leoni giallorossi hanno vinto l'8° scudetto, il 3° consecutivo, battendo in finale il Renon per 2-1. Con un grande cuore e una rimonta elettrizzante, la Migros alza al cielo un trofeo che ha mandato in visibilio il pubblico di casa. Siamo ancora qua a festeggiare ancora una volta un altro scudetto, siamo ancora una volta campioni d'Italia, la 8ª volta nella nostra storia, la 7ª volta nell'arco di 12 anni, 11, e la 3ª volta consecutiva. La 3ª volta consecutiva ha un significato. Non si vincono 3 scudetti uno dietro l'altro in questa maniera se non c'è storia, una grossa storia dietro, se non c'è un grosso lavoro di intelligenza, di passione, di cuore. E davanti ad una cornice di pubblico, finalmente lo stadio, no, che urlava per i ragazzi, per quello che stavano facendo. Abbiamo vinto e poi abbiamo festeggiato. Abbiamo fatto una gran festa, era ora, possiamo meritare. Una squadra leggendaria, una storia che è leggenda. E guardate adesso le immagini che ci ha mandato Nicolas Farronato, un amico di RT Veneta, fondatore di Meteo Bassano. Sono immagini che arrivano dal Monte Grappa. Chiedo alla regia di agevolare appunto la messa in onda. Benissimo, queste sono immagini di pochi minuti fa che, come vi dicevo, Nicolas Farronato ci ha inviato e raccontano anche in questo caso, insomma, di un Monte Grappa completamente innevato. Sono immagini veramente che insomma, fanno venire un po' di nostalgia, verrebbe voglia di andare in montagna. Sono immagini che assomigliano tanto a quelle delle cartoline natalizie, immagini che insomma testimoniano anche l'abbondanza delle precipitazioni, della neve scesa in queste ore, in questa mattinata. Noi adesso però cerchiamo di ricollegarci al filone principale che è il nostro tema quotidiano, quello del caro bollette. Perché insomma passiamo dagli impianti sciistici, dallo sport invernale proprio al caro bollette, con un servizio che ci racconta delle difficoltà. Ci spostiamo nel bellunese, difficoltà nel gestire il caro prezzi insomma, per chi lavora e vive in montagna. Vediamo. Non bastavano le norme anti-Covid a penalizzare il turismo in montagna, ci si è messo anche l'aumento spropositato del costo dell'energia a gravare su impiantisti e strutture ricettive. Quest'anno neve naturale ne è venuta assai poca e quindi la neve che abbiamo dovuto produrre con i nostri cannoni ci è costata, diciamo, una cifra imprevista e imprevedibile in qualsiasi budget. Parliamo di non solo di raddoppi delle bollette comunque già care. È un problema molto serio per le aziende turistiche di montagna, i cui rappresentanti sono stati invitati in audizione dalla Commissione Bilancio del Senato. I ristori per il prolungato periodo di chiusura sono stati riconosciuti, ma oggi la situazione si sta facendo, se possibile, ancora più complicata. Abbiamo ben ragionato prima di inizio stagione, ma quanto ci costa far questa neve? Nessuno di noi, penso, avrebbe rinunciato a fare la neve per il costo della bolletta. La volontà di riaprire e di tornare a far funzionare le aziende ha prevalso su tutto, un problema condiviso anche dalle strutture ricettive. Il problema delle strutture ricettive di montagna è che hai bisogno di riscaldarle e non è che quando apri scaldi il giorno in cui apri con tutta tranquillità, devi già cominciare qualche giorno prima. Se gli impianti hanno già avuto i ristori del fondo montagna della stagione persa dello scorso anno, la questione è ancora in itinere, spero a giorni, per le strutture ricettive. Per gli alberghi è servito un passaggio in regione che sta preparando il decreto con il quale affida a Unioncamere la stesura del bando, dal quale si spera possano arrivare al più presto i ristori previsti dal Fondo Montagna, che per il Veneto sono pari a quasi 35 milioni di euro. Fare stare in piedi le comunità di montagna è sicuramente un imperativo. Non possiamo pensare a un altro anno di tante e tali difficoltà da trovarci a non poi poter affrontare l'estate.
l'estate, che ve lo ricordo, è manutenzione e tutti quegli interventi relativi alla sicurezza del trasporto che sono indispensabili per poter riaprire l'inverno dopo. E noi di Rete Veneta vi invitiamo a inviarci le vostre segnalazioni, le vostre problematiche relative proprio al caro bollette. Questo è il nostro numero WhatsApp a cui appunto potete scriverci, potete mandarci la foto della vostra bolletta nel caso insomma di problematiche, difficoltà. Noi siamo qui per raccontarle insieme a voi. Gas e luce alle stelle, cara bolletta, quanto mi costi? In sovraimpressione vedete il numero di redazione. Insomma, noi come sempre raccogliamo la voce, le segnalazioni dei cittadini e le portiamo all'attenzione di tutti. Come all'attenzione di tutti è finita la vicenda di una piscina. Siamo nel Padovano, una piscina che insomma si è vista arrivare, pensate, una bolletta di quasi 90.000 euro. Una stangata talmente pesante che ha costretto il gestore a chiudere l'impianto. Vediamo. Siamo stati costretti a chiudere perché le bollette sono passate da 28.000 euro di 2 anni fa pre-pandemia a pieno utilizzo a 88.000 euro al mese, e con piscine quasi vuote perché l'utenza è diminuita a un quinto. Il telo blu a pelo d'acqua, l'attrezzatura in un angolo, la piscina deserta. Da oggi l'impianto di Padova 2000 chiude temporaneamente per colpa del caro bollette. A gennaio il titolare si è visto recapitare una bolletta da 88.000 euro, una cifra ben al di sopra dei guadagni attuali. Dopo quasi 50 anni di attività, dopo aver resistito alle chiusure imposte dalla pandemia, ora la sospensione sembra essere forzata. Impossibile mantenere l'attività con questi costi. Oltre il danno, la beffa, visto che a costare in bolletta sono soprattutto le attrezzature di cui in passato la piscina si è dotata per poter efficientare dal punto di vista elettrico l'impianto, come il solare, il fotovoltaico e un sistema di purificazione per non sprecare acqua. Ci siamo impegnati e abbiamo investito, che per i prossimi 15 anni sarà il nostro debito, più di 1 milione di euro in tecnologia. Tutto questo non è servito a niente perché oggi viene tassata anche il fotovoltaico, il solare, tutto quello che abbiamo fatto in tecnologia. La decisione di sospendere le attività è stata comunicata agli iscritti con un lungo post sui social network. Per le attività di nuoto agonistiche i gestori manterranno aperta una corsia negli altri impianti del plebiscito, mentre rimarranno aperte tennis, paddle e palestra, con la speranza che la piscina possa riaprire nei mesi estivi. La vicenda di Padova 2000 non è che la prima ripercussione del caro bollette. Dal gestore l'appello al governo. Al governo siamo andati a richiedere prima di tutto di non applicare l'IVA dell'IVA, perché sulla bolletta, se si guardano le voci, c'è l'IVA per ogni voce e poi alla fine c'è l'IVA di tutto l'importo. Solo l'IVA vale 15.000 euro e quindi è una follia, perché l'IVA dell'IVA è una follia. Ma poi gli oneri di sistema per società, per strutture come la nostra virtuose, che fanno di tutto per non emettere anidride carbonica, per tagliare i costi, per tagliare le utenze, dovrebbero essere premiati, non castigati. E oggi noi non solo ci sentiamo castigati, ma ci sentiamo presi in giro. Riapertura delle discoteche, Carnevale, San Valentino, tanta cronaca, arte, curiosità, insomma, tutto questo nella seconda parte di Focus TG. A fra poco. (12:46) Focus TG, siamo in diretta anche oggi e lo saremo come di consueto fino alle 13:30 per raccontarvi cosa succede in Veneto, per portarvi le notizie del Veneto dal Veneto. Insomma, sapete, questo è il nostro slogan, il nostro payoff che caratterizza un po' anche la struttura, l'anima di questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione. Tanti collegamenti dal nostro territorio, abbiamo visto l'altopiano, siamo andati a Padova, ci siamo spostati a Gaglio, poi Montegrappa, insomma di tutto e di più. Adesso ritorniamo a Padova dal nostro collega Francesco Rattai, che vedo collegato in diretta con noi. Buongiorno Francesco, perché so che è montata una polemica cittadina proprio insomma in queste ultime ore. Raccontaci di che cosa si tratta.
Dici bene Alex, è stata montata una polemica cittadina per il montaggio di queste porte, le vedete, siamo al Parco Milkovic all'Arcella, un parco che l'amministrazione comunale sta cercando di rivalutare e rivalorizzare appunto anche con degli arredi. Questi arredi però non sono piaciuti all'opposizione perché dicono che non vanno bene, che lo vedete non c'è la rete, manca la rete è fatta di metallo e quindi dicono non vanno bene, sembrano usciti dalla fantasia di uno scrittore horror come Stephen King, ha detto il consigliere comunale Alain Luciani. L'assessora Chiara Gallani, che si è occupata appunto di questa riqualifica di questo parchetto, ci ha detto queste sono delle porte che costano un po' di più, però hanno decisamente meno bisogno di manutenzione. È vero, non c'è la rete come ce la ricordiamo noi, però il costo per la manutenzione è molto più basso e sono molto più sicure perché, vedete, sono smussate, non hanno angoli se non gli angoli delle porte, non sono quadrate e vanno appunto a portare più sicurezza per chi gioca. Dispiace solo per i bomber del campetto che non potranno gonfiare la rete perché è evidente che non si può gonfiare. E credo sia anche abbastanza difficile piegare le sbarre, insomma, per quanto un tiro possa essere forte e un bomber dotato, però voglio dire... Esattamente, è molto difficile. Francesco... E anche scheggiare la rete perché ci diceva l'assessora Gallani che è acciaio ed è molto resistente ed è resistente anche alle intemperie. Oggi piove per fortuna e questa è stata la scelta che ha mosso l'amministrazione nel scegliere queste porte che probabilmente hanno un effetto visivo non bellissimo. Grazie mille a voi. Tutto molto chiaro, grazie a Francesco Ratai da Padova per il suo collegamento. Noi rientriamo in studio, abbiamo chiuso il capitolo caro bollette, dopo vi riproporremo il cartello proprio per le vostre segnalazioni. Noi di Rete Veneta, sapete, le raccogliamo e ascoltiamo sempre e comunque la voce dei nostri telespettatori, la voce dei cittadini. Adesso però parliamo di un altro tema di attualità, la riapertura delle discoteche. Facciamo il punto dopo il primo weekend appunto di riapertura. Vediamo com'è andata. Nel primo weekend di apertura delle discoteche e delle sale da ballo abbiamo avuto un riscontro discreto, siamo contenti noi gestori, siamo contenti perché soprattutto il target del pubblico più giovane ha dimostrato una grande voglia di tornare a divertirsi, di tornare a ballare. Siamo un po' più preoccupati per quello che sarà il target 30-50, che è quello che affolla di più le serate infrasettimanali del venerdì, e infatti molti locali stanno attendendo l'apertura di questi servizi perché dubbiosi sull'affluenza del numero delle persone che potrebbero arrivare. Aprire i locali da ballo almeno per San Valentino. Era questa la richiesta fatta al governo dai rappresentanti nazionali dei gestori delle sale da ballo dopo la repentina chiusura delle discoteche a ridosso di Capodanno. Una vera e propria porta sbattuta in faccia, l'ennesima, data la categoria più sacrificata dalle disposizioni anti-Covid. Ora finalmente la luce sembra affiorare in fondo al tunnel per una categoria rimasta anche senza sostegni e ristori. Speriamo che Regione e Stato ci vengano incontro e ci diano una mano per sopperire a queste difficoltà, perché altrimenti rischiamo veramente di vedere un intero settore azzerarsi. In attesa che tutti gli utenti abituali tornino a calcare le piste in nome anche di un agognato ritorno alla normalità, anche per questo settore incombe l'incubo della stangata degli aumenti delle forniture. A distanza di 24 mesi da questa pandemia e la possibilità di ballare solamente 3 mesi, siamo molto preoccupati per quelli che saranno i rincari dovuti ai fattori energetici. E quindi le bollette che arriveranno ci preoccupano molto. Non vorremmo che dopo tutti quanti i patimenti subiti in questi mesi ricevere ancora delle batoste sarebbe l'ennesima sconfitta nostra.
Sono ripartite le discoteche ed è partito col botto il Carnevale di Venezia. Cambiamo decisamente argomento, però guardate queste immagini che raccontano quelle di una manifestazione, un evento che da sempre cattura e emoziona l'immaginario di tutti. Vediamo. Il Carnevale di Venezia è iniziato col botto. Ha preso ufficialmente il via ieri sera con un corteo di 20 imbarcazioni tipiche della laguna veneziana scivolate lungo le acque del Canal Grande, in un percorso che ha visto il momento clou quando una sfera volante illuminata è stata liberata per ondeggiare sopra il bacino di San Marco. L'opening parade di Remember the Future è partita alle 19 da Cave Vendramin Calergi, un evento che volutamente non era stato annunciato e che insieme agli altri segna la rinascita del Carnevale. Se l'è goduto chi per sbaglio passava lungo le rive del Canal Grande o attraversava i ponti. È stato un bel corteo perché sembrava quasi nella spontaneità della serie: vado, vogo, faccio e mi diverto, e chi magari passa di là può partecipare assistendo. È stato bello, è stato un grande gioco di luci nella piena tradizione, che è quella che noi vogliamo far continuare, quindi nella sua originalità e senza alterazioni, immancabilmente aperto come ogni anno dalla Pantegana, che è la regina del carnevale veneziano, e sull'acqua, che è il luogo più idoneo, per dichiarare l'apertura del carnevale veneziano. Presente anche Mara Stefanuto, Maria del Carnevale 2021, su una grande altalena con un costume creato appositamente per l'occasione dall'atelier di Stefano Nicolao. Ritorniamo anche alle origini, o meglio, quello che è un carnevale che si può vivere ovunque e non soltanto in piazza San Marco, va bene, ma che può essere sicuramente diffuso in questo modo e dare occasione a chiunque in qualsiasi punto di Venezia si trovi comunque di trovare un qualcosa di aggregante e coinvolgente, va bene? Quindi distribuito nella città. Tra terraferma e laguna, a partire dai teatrini nell'ambito di Venezia Wonder Time con gli artisti di strada. E i prossimi giorni saranno una continua sorpresa. Restiamo a Venezia perché tanti erano i turisti, numerose le presenze, però per gli albergatori la ripresa ancora non si vede. Con l'avvio del Carnevale sono aumentate anche le presenze a Venezia. Sabato la polizia locale ne ha stimate circa 50.000, la metà stranieri, per il resto cittadini da fuori regione arrivati mascherati per trascorrere una giornata o un fine settimana nel clima del Carnevale. Che finalmente siamo usciti dal nucleo centrale di questa pandemia e stiamo scendendo verso una normalità che ci riporta ad anni passati. Ma nonostante questo, evidenzia il rappresentante degli albergatori, la ripresa nel settore al momento non è come ci si aspettava. È un carnevale soprattutto per i turisti pendolari, è un carnevale poi che per metà è fisico, per metà è digitale, per cui è inevitabile che i flussi dei turisti pernottanti siano diminuiti, quindi al di là della tanta gente in città in realtà gli alberghi non sono pieni. Hanno un tasso alto di occupazione nei weekend, in questo weekend siamo stati intorno al 70%, saliremo penso intorno all'80-85% nei prossimi weekend. Nei midweek, nei giorni feriali ovviamente i tassi di occupazione sono molto più bassi. C'è però un buon segnale. Ma quello che ci tranquillizza soprattutto è il mese di marzo, dove abbiamo tantissime prenotazioni in arrivo, e poi c'è la Pasqua e poi c'è la Biennale, e questa pandemia che va scemando di giorno in giorno ci dice che si sta tornando verso una normalità. Ci vorrà almeno un anno per tornare probabilmente al 2018, però intanto è tornata la speranza e questa è una cosa fondamentale. Arriva il Carnevale anche a Treviso, da sabato un programma di eventi diffusi, niente sfilata di carri allegorici, ma i simboli della Kermesse ci saranno comunque. Speriamo che sia l'ultima edizione di un Carnevale responsabile che vede ovviamente sacrificare la grande sfilata dei carri.
I carri allegorici ci saranno, ma statici, in piazza Aldo Moro e piazza Borsa, e i bambini potranno ammirare le figure realizzate dalle tante associazioni del territorio come se fossero in mostra. Il Carnevale 2022 a Treviso non rinuncia ai suoi simboli, tuttavia, come annunciato a inizio anno, sarà una festa condizionata dalla coda di un Covid ancora esistente, seppur indebolito. La prima sfilata, e che è stata anche l'ultima sfilata dei carri a Treviso, ha visto arrivare in città 200.000 persone nel giro di 3-4 ore. Francamente non credo che sia ancora il momento per attirare quella massa di persone così importante nel giro di poche ore, però non abbiamo voluto dimenticare la voglia di divertimento, di emozionarsi da parte soprattutto dei bambini e delle famiglie. Carnevale responsabile e diffuso dunque in 5 atti, quello organizzato da Cassugana con Carnevale di Marca e il supporto della regione. Da sabato 19 febbraio al martedì grasso del 1 marzo, lungo le vie e le piazze del capoluogo sbarcherà il villaggio delle fiabe, e poi giocolieri, ballerini, una grande mongolfiera scenografica, trampolieri, animazioni itineranti. Il villaggio delle fiabe sarà un'ambientazione decorativa e interattiva integrata con le architetture duecentesche della loggia, che permetterà di immergersi in un luogo sospeso dai ritmi della città e caratterizzato dal fruscio del bosco e dal cinguettio degli uccellini. I protagonisti della loggia saranno la casetta di marzapane di Hansel e Gretel, la torre di Raperonzolo, la carrozza di Cenerentola, il laboratorio di Geppetto, l'impronta del gigante di Jack e il fagiolo magico e tanti piccoli indizi nascosti e mimetizzati a fare da riferimento ad altre storie tutte da scoprire. Inoltre, ogni weekend il martedì grasso in centro storico si alterneranno artisti di vario genere, tra spettacoli statici e magie itineranti, dalla mongolfiera gigante alle bici pazze che correranno lungo le vie condotte da giocolieri e equilibristi. Prima del nostro ultimo break pubblicitario diamo di nuovo un'occhiata al report di Azienda Zero, quello che fotografa la situazione dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore. Per chi magari si fosse messo davanti alla TV e sintonizzato su nostro Focus TG solo adesso, andiamo a rileggere velocemente i dati confortanti. Anche oggi confermano che comunque il delta dei casi positivi rimane abbastanza stabile, in flessione rispetto a qualche giorno fa, quindi siamo intorno a poco meno di 7.300 nuovi casi positivi, ma attenzione, gli attualmente positivi in Veneto scendono sotto il muro dei 100.000, sono per l'esattezza 97.194, dati quindi in discesa, in miglioramento. Attenzione, andiamo a vedere gli altri due numeri che noi cerchiamo di rosso perché sono importanti per capire anche che direzione prenderà possibile ritorno a breve del Veneto in zona bianca. Le ospedalizzazioni scendono di 53 unità, quindi meno 53 ricoveri in area non intensiva e poi in area non critica, e poi meno 12 terapie intensive. Si tratta di numeri assolutamente incoraggianti e con questi numeri noi lanciamo adesso la pubblicità, rientriamo fra poco per l'ultima mezz'ora di Focus TG, che sapete essere quella più frizzante, dinamica, tanti collegamenti, tante notizie, insomma si passerà da un argomento all'altro, parleremo di San Valentino, di attualità, di cronaca, di cultura, collegamenti con Vicenza, insomma fra poco tutto questo a Focus TG. 13:03 Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30. Questo è l'ultimo blocco della nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione. Lo apriamo tornando a parlare della vicenda degli 11 milioni di euro di debiti in capo al direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza. La vicenda appunto di questi 11 milioni di euro di buco, insomma, sta diventando giorno dopo giorno sempre più un caso nazionale e spuntano nuovi dettagli. Vediamo. La vicenda dei quasi 11 milioni di euro di debiti in capo al direttore generale dell'ULSS 7, il trevigiano Carlo Bramezza, sta assumendo i tratti del caso nazionale. Un buco profondo, frutto di debiti maturati da Bramezza dopo aver rilasciato garanzie personali per 2 società di capitali di cui era socio.
La carriera di Carlo Bramezza, esponente di una nota dinastia della politica e dell'imprenditoria trevigiana, è legata a doppio filo con il mondo sociosanitario della pubblica amministrazione. Dal 2000 al 2012 Bramezza ha gestito e diretto l'IPAB degli Istituti San Gregorio di Valdobbiadene, la casa di soggiorno Mozzetti di Vazzola e la casa di riposo Marani di Villorba. Oltre a questo, l'attuale guida dell'ULSS 7 ha operato come direttore con responsabilità all'intera organizzazione di almeno altre 4 strutture del settore sociosanitario. E proprio in questi anni si sono concentrate le fideiussioni rilasciate da Carlo Bramezza per attività private nel ramo immobiliare, avvenute nel periodo che va dal 14 maggio 2008 al 21 marzo 2012. Oltre 5 milioni di euro a favore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA e 5 milioni di euro a favore della Cassa di Risparmio del Veneto. Garanzie fornite da Bramezza per investimenti nel settore immobiliare con appalti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati. E mentre Bramezza rilasciava queste fideiussioni, rivestiva un ruolo chiave nelle IPAB, strutture pubbliche che operano nel campo socio-assistenziale. Dunque, sempre durante quel periodo, lo stesso periodo delle garanzie in capo alle aziende di cui Bramezza era socio, l'attuale direttore generale dell'ULSS 7 gestiva beni e patrimoni pubblici all'interno delle sue IPAB. Nonostante questa situazione debitoria personale, Bramezza è stato nominato nel 2013 alla guida dell'ULSS 10 Veneto Orientale e da marzo 2021 DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Un quadro complessivo che apre a nuove domande, una su tutte. È opportuno far svolgere a una persona che si trova in questa situazione il ruolo di direttore generale di un ULSS che deve garantire la salute dei cittadini? Altre domande, tanti interrogativi su questa questione, insomma sono domande che noi di Media Nord-Est intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e a voi telespettatori. Il buco da 11 milioni di euro cui deve far fronte oggi il direttore dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza apre una serie di importanti interrogativi. Ecco le domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di 90.000 euro circa abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte. I nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Noi adesso ci spostiamo a Vicenza, dove vedo collegata con noi la nostra collega Luisa Bertini. Luisa, ben trovata. Quali notizie ci porti? Sì, buongiorno a te Alex e buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi abbiamo incontrato il nuovo provveditore, si tratta di una donna, Nicoletta Morbioli, che è stata nominata a capo dell'UST, che è l'ex provveditorato agli studi, e quindi cambia, diciamo, rispetto a Formaggio, che era il vecchio provveditore e che è andato in pensione. Si tratta di una veronese del 1971, diploma di maturità magistrale, laurea in pedagogia e una lunga esperienza sia come insegnante sia come dirigente. Ai nostri microfoni, e poi l'approfondimento ovviamente lo sentiremo questa sera all'interno del TG, ha detto: sarò un provveditore di vicinanza
proprio perché in questo periodo, soprattutto perché vengono alimentate anche molte proteste da parte degli studenti tra la DAD e il periodo post-Covid, ha detto sarò un provveditore di vicinanza, quindi disposta a 360 gradi all'ascolto sia degli studenti sia delle esigenze ovviamente dei dirigenti scolastici. Poi il nostro giro è proseguito in mattinata qui nel centro di Vicenza, a Palazzo Chiericati, per un'importante iniziativa che guarda anche a Vicenza 2024, quindi alla candidatura di Vicenza 2024. Capitale della cultura, certo. Capitale della cultura del 2024. Parliamo del Museo Civico di Palazzo Chiericati, in cui sono state presentate 9 opere dedicate a persone con disabilità visiva. Quindi in occasione della giornata nazionale dell'alfabeto Braille che si terrà domenica 20 saranno presentate definitivamente e aperte al pubblico. Diciamo che rientra in un progetto di inclusione del Comune di Vicenza proprio per consentire al pubblico non vedente e ipovedente di esplorare e di conoscere le opere più importanti che sono esposte in questo museo. Ecco, quindi Vicenza candidata non solo alla cultura ma anche all'inclusione. All'inclusione. Luisa, grazie per il tuo collegamento. Salutiamo da Vicenza la collega Luisa Bertini e rientriamo in studio per parlare di San Valentino, una festa che è andata in archivio qualche ora fa, però ha lasciato in eredità tante emozioni, alcuni bei ricordi, insomma, ma anche delle riflessioni importanti, perché la festa di San Valentino, il 14 febbraio, non è solo il giorno degli innamorati, ma anche di un'economia che ruota attorno a questa festa. Il caro bollette comunque ha inciso anche in questo settore. Vediamo. Sono fortunato, non sono passato il metano soltanto perché non c'è la linea che passava, per cui in questo momento chi ha uso di gasolio agevolato sicuramente ha una crescita media del 30% rispetto al metano che ha crescite esponenziali. Da penalizzato a privilegiato. Si sente così Tiziano da Ros, volto storico del vivaismo ai piedi del Montello. Un problema che investe tutto il settore del florovivaismo veneto, con aziende che hanno già annunciato tagli e chiusure di serre e relative produzioni. Noi abbiamo delle culture che si confrontano con i costi di queste aziende, soprattutto del sud, che ovviamente non possiamo assolutamente confrontarci. Ecco, tutto là. Quindi certe culture probabilmente per il momento non potranno più essere fatte. Un esempio pratico sono le orchidee o i geranei. Noi abbiamo cambiato metodo facendo una mezza cultura avanzata, per cui al posto di mettere dentro le piante a fine gennaio le mettiamo ai primi di marzo, quindi evitiamo i costi di questo periodo. Fin qui per il riscaldamento, ma nelle serre è forte anche il consumo dell'energia elettrica. Che nonostante tutto incide circa un costo quasi doppio a qualche mese fa. La sua ultima bolletta, giusto per sapere? 4.300 euro. Prima? 1.800-2.000. Oggi Tiziano da Ros sorride perché è San Valentino. La rosa è per cui domina sempre il mercato, rose rosse soprattutto. Senta, ci dica la verità, quanti per la consorte, per la fidanzata e quanti per l'amante? Questo non lo sappiamo mai. Rose però con qualche dimenticanza. Voi vendete fiori, ma suo marito le ha fatto un fiore? No, fiori ancora no, qualcos'altro. Sembra attuale il vecchio detto che il calzolaio gira sempre con le scarpe rotte. Infine, parlando di fiori, immancabile la domanda sul significato. Si dice sempre ditelo con un fiore. Visti gli aumenti, vista la situazione, che fiore regalerebbe ai nostri politici? Ma sicuramente una rosa, ma magari solo con le spine. Abbiamo risentito anche in questo servizio del problema del caro bollette. Noi vi invitiamo a segnalarci i vostri problemi, le vostre esperienze, insomma, gas e luce alle stelle. Cara bolletta, quanto mi costi? Insomma, noi raccoglieremo le vostre segnalazioni, le vostre testimonianze e come sempre daremo voce alle problematiche e alle richieste, alle necessità dei nostri telespettatori, dei cittadini. Scriveteci al numero WhatsApp che avete visto poco fa in sovraimpressione. E adesso però continuiamo a parlare di San Valentino, ci spostiamo nel Trevigiano, dove messaggi d'amore e d'affetto e di gratitudine hanno coinvolto oltre 400 studenti, insomma, e insegnanti del liceo Canova di Treviso.
Buongiorno ragazzi, buon San Valentino. Auguri, ciao. Buon San Valentino, abbiamo dei messaggi per voi. Allora. Uno per Giulia. Uno per Nicola Bruno. Grazie. Liceo Classico Antonio Canova di Treviso. I rappresentanti d'istituto distribuiscono agli studenti, ma anche a molti insegnanti, i biglietti di San Valentino che hanno invitato i ragazzi a scrivere. Oltre 400 con frasi di amicizia, affetto, gratitudine, anonime o firmate, destinate a una persona in particolare o casuali. Oggi ci siamo organizzati per entrare in ogni classe e recapitarle a ciascuno dei ragazzi. Infatti per l'occasione ci siamo vestiti tutti di rosa come dei veri e propri cupidi, quindi sì, per accentuare questo spirito di San Valentino. Tutto è partito dai miei 6 mesi in America lo scorso anno. A febbraio, nella high school in cui mi trovavo, hanno ideato questa iniziativa proprio e ho pensato, una volta tornato in Italia, che fosse stupenda da riproporre anche nel mio liceo, soprattutto in tempi di Covid in cui le relazioni fisiche sono difficili da mantenere. Questa iniziativa di scambio di messaggi, di belle parole, buon augurio, pensavo fosse un'ottima idea anche per il liceo Canova, insomma. Che tenore hanno questi messaggi? Sono generalmente espressioni di affetto da parte di amici oppure di stima nei confronti di professori, sono tutte cose molto, molto carine e sentite, ecco. Magari qualcuno che ha approfittato di questa iniziativa per dichiararsi, secondo te? Sì, probabilmente c'è stato. È stato anche questo, generalmente in anonimo, però ci sono stati anche questi casi, sì. E i destinatari dei biglietti? Sorrisi e un bel po' di stupore. Posso chiederti cosa c'è scritto? Sì, una lettera di non so da parte di chi, perché non è firmata, e mi augurano di fare quello che voglio fare nella vita e niente, più sentiti auguri. A dire il vero è stata una mia migliore amica che ti sta facendo gli auguri di San Valentino e non me l'aspettavo, sono rimasta molto colpita sinceramente, mi apprezzo molto. È un'iniziativa carina? Sì, è un'iniziativa molto carina. Da Treviso adesso ci spostiamo a Padova per raccontarvi appunto il San Valentino in città. Vediamo. Un bacio tenero e umano, quello tra un uomo e una donna che non si vedono dopo 6 lunghi mesi di separazione, quello tra un marito e una moglie che si scoprono prossimi genitori dopo l'annuncio dell'angelo che, nonostante la sua non più giovane età, Anna sarà la madre di Maria. È il bacio tra Gioacchino e Anna, i genitori della Madonna, magistralmente dipinto dalla mano di Giotto agli albori del 1300 nella cappella degli Scrovegni, il primo bacio tra innamorati della storia dell'arte. La mano di lui sulla spalla di lei, le mani di lei teneramente appoggiate su barba e collo di lui. Straordinaria la potenza di questa immagine che al popolo nel pieno Medioevo restituiva 2 volti sconosciuti, quelli dei genitori della Vergine. Si troveranno alla porta aurea di Gerusalemme. Quello che è affascinante è qui i 2, tra virgolette, anziani genitori di Maria si abbracciano e si baciano teneramente. È una scena bellissima che è, diciamo, la declinazione compiuta di quel processo di laicizzazione e umanizzazione della storia sacra, che è una delle cifre connotative del grande progetto giottesco. Una festa degli innamorati che celebra la bellezza di Padova Urbs Picta e, come da tradizione, apre le porte gratuitamente, nonostante il lunedì di chiusura, alle coppie e che nella cappella degli Scrovegni ci restituisce altri 2 momenti potenti di tenerezza l'uno, di tensione e paura l'altro. Gioacchino ed Anna, pensiamo all'incrocio di sguardi tra Maria e Cristo bambino, ed è la statua di Giovanni Pisano sull'altare. Per la prima volta i 2 si guardano negli occhi, non c'è nulla di ieratico, è una madre che guarda suo figlio. E qui Giotto guarda a Giovanni Pisano, alla sua statua, e guarda caso nel realizzare il bacio di Giuda, quando nell'iconografia tradizionale Cristo guardava verso lo spettatore, Giotto reinventa quella scena. Cristo guarda negli occhi il discepolo, l'amico che lo sta tradendo. Quindi il primo bacio, l'irrompere prepotente dei sentimenti e delle emozioni. Un Giotto di una dirompente modernità che legge i cuori dei suoi protagonisti e ci apre alla grande e meravigliosa bellezza del sentimento e dell'amore.
Treviso, Padova e adesso è il turno di Vicenza. Vediamo come i vicentini appunto hanno deciso di trascorrere questa festa fra fiori e cene romantiche. A San Valentino vanno ancora di moda i fiori? Certo che sì, direi di sì, ma non solo a San Valentino. Ogni giorno, secondo me i fiori sono uno dei doni più belli che puoi fare a qualcuno. Cosa rappresenta ancora questa festa? San Valentino? Secondo me è un giorno dove, visto che le nostre vite sono sempre più veloci, sempre più frenetiche, è un giorno in cui magari ti viene di più il tarlo in testa di dare un regalo, dare un dono a qualcuno che rappresenti l'amore per la persona che ami. Vale ancora la pena festeggiare San Valentino? Assolutamente sì, io direi che per me è sempre una cosa magica. Il romanticismo ci sta. Anche se dicono che non lo sono, però ci provo. Chi lo dice con un fiore, chi con un pranzo speciale o un dolce a suggello di anni di amore. Ma sì, quando si è innamorati bisogna sempre festeggiare, se no è una monotonia, dai, bisogna fare qualcosa o no? Lei farà qualcosa? Beh, io ho già comprato il mio dolce col coricino, insomma, sì, già fatto. Innanzitutto tanti auguri e soprattutto che si rispettino, che è la cosa più bella. Io sono 49 anni che sono con mio marito, per cui ha voglia. Festeggiate ancora? Certamente. Una festa romantica, perché no, da vivere in coppia anche a museo. Essendo oggi chiusa la mostra alla Fabbrica del Rinascimento in Basilica Palladiana, l'iniziativa Un biglietto per due, rivolta agli innamorati dell'arte, si svolge domani. In mostra con un biglietto si entra in due, questo per celebrare l'amore per la cultura sempre, ma anche insomma l'amore in generale e magari così la voglia di andare in mostra in compagnia. Nel giorno di San Valentino, o meglio dopo il giorno di San Valentino, parliamo anche di sangue, di plasma, di donazione in questo servizio. Ci sono persone come me che non funzionano da soli, hanno bisogno degli altri per funzionare. 41 anni, affetta da drepanocitosi dalla nascita. Questa madre forte e solare racconta senza paura la sua patologia e la dipendenza che dalla nascita la lega a uomini e donne sconosciuti che ogni 15 giorni con la loro donazione le permettono di rinnovare il suo sangue. Quando stavo male mi chiudevo in me stessa sotto le coperte, racconta con coraggio Agathe Wakunga. È stato mio figlio a 9 anni ad esortarmi a parlare per ringraziare tutti i donatori. Cerca chi soffre come te, vedrai che aiuterai anche chi soffre come te. E mi ha stimolato proprio la voglia di parlare di me e di dire che esiste anche questa patologia che fa soffrire, ma ci si sta. Agatha è uno dei 15 volti della nuova campagna di comunicazione che unisce Avis ad altre 7 associazioni in tutto il Veneto e con lei 7 aziende sanitarie. Collegata all'omonima pagina Facebook, la campagna All of Me, con tutto me stesso, porta allo scoperto volti e storie di gente comune, volontari, donatori, riceventi, un modo per avvicinare alla bellezza del dono e diffonderne la cultura attraverso gli strumenti dei social. Nelle pagine Facebook sarà attivato anche un contest e diventerà, attraverso una piattaforma di e-learning, uno strumento di formazione per il terzo settore. Sangue e plasma sono fondamentali per i nostri ammalati. Il sangue viene trasfuso immediatamente, il plasma per gli emoderivati che sono medicinali indispensabili. Plasma ancora più necessario oggi che l'attività chirurgica negli ospedali è ripresa a pieno regime. La presidente regionale di Avis è dura contro chi continua a diffondere fake news sulla donazione, in particolar modo sulla qualità del sangue a seconda che il donatore abbia o meno ricevuto il vaccino. Io penso che aver fiducia di quello che viene detto da chi sa cosa è una donazione di sangue, un sangue buono, penso sia fondamentale. Per Guido Piatto ieri non è stato solo il giorno di San Valentino, ma anche il compleanno, un compleanno speciale perché ha spento 100 candeline. Brindisi!
una festa tra l'affetto dei suoi cari per Guido Piatto, che oggi soffia 100 candeline. Granatiere e soldato durante la guerra, lavoratore instancabile, ma soprattutto marito e nonno amorevole. Una vita passata accanto alla sua Dirce, tra le mura di questa casa, costruita con le loro mani. Commosso ricordo di quando andavano a braccetto sulla riva del Brenta a raccogliere i sassi per costruire il loro nido d'amore. Ma ricordi di quegli anni a volte fanno tornare i brividi. Viale Matri passiamo e piccava a Ponte Vecchio, così a mamma. Anni difficili, quelli della guerra. Guido, infatti, salvato dai partigiani, è scappato a piedi tra le montagne dell'altopiano, lasciando la sua famiglia con il fiato sospeso, ma tanti anche i ricordi pieni d'amore. Uno dei ricordi più belli che ho col mio nonno è quando mi veniva a prendere a scuola all'asilo, vero nonno, ti ricordi? Oppure quando giocavamo in giardino insieme a casa dei miei genitori. Vero nonno, che venivi a prendermi all'asilo ed ero l'ultima, non voleva tornare a casa perché voleva la mamma. E lui, paziente, va bene, sto qua, ti aspetto, quando vuoi torno a casa. E oggi, come sapete, è scattato l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 nei posti di lavoro. Noi proprio ieri abbiamo fatto un po' il punto della situazione, dando delle linee guida, dando delle informazioni in più. Ad esempio, l'ente che dovrà verificare ed emanare sanzioni sarà l'Agenzia delle Entrate. Insomma, questo e tanti altri chiarimenti nel prossimo servizio. Ci potranno essere delle ripercussioni, adesso bisogna capire i numeri come sono distribuiti, quindi rispetto a quali settori, rispetto insomma a persone che oggi prestano la propria opera anche in settori e servizi essenziali, pensiamo a settori strategici. Da domani i lavoratori con più di 50 anni dovranno avere il Super Green Pass. Non basterà più il tampone, dunque per lavorare serviranno vaccino o guarigione. A non essere in regola con l'obbligo in Veneto sono ancora 160.000 cittadini, un numero che però, secondo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, potrebbe anche cambiare. Continuano a esserci prenotazioni e somministrazioni giornaliere, oggi siamo attorno alle 25-30.000 somministrazioni al giorno con molte prime dosi, quindi io credo che anche quel numero sarà ridotto nei prossimi giorni. Ci auguriamo però insomma che l'impatto sia un impatto che non mette in discussione o non mette in pericolo insomma alcuni servizi essenziali. E ci sono già le prime previsioni delle associazioni di categoria APE e FIPE, dunque pubblici esercizi, parlano di un 25% di lavoratori over 50, percentuale che sale a 35 se si contano anche i titolari di attività e soci. Di questi, secondo la media veneta, il 10% non è vaccinato. Dunque da domani bar e ristoranti perderanno il 2,5% di forza lavoro. Tra gli artigiani la percentuale sale, un lavoratore su 3 ha più di 50 anni. Numeri non esorbitanti ma che vanno a pesare ulteriormente su una condizione ormai cronica di carenza di personale qualificato. Nota confermata anche da Unioncamere. Possibili disagi anche per il trasporto pubblico. MOM, azienda trevigiana, domani dovrà rinunciare a 53 corse. 18 sono gli autisti over 50 Novax, cui si aggiungono quelli dei privati e gli assenti per malattia. In tutto domani mancheranno all'appello 83 autisti. Verifiche e sanzioni sono in capo all'Agenzia delle Entrate. Queste persone saranno notiziate dall'Agenzia delle Entrate, potranno contattare le aziende sanitarie per dimostrare se hanno delle esenzioni. Le aziende sanitarie avranno 10 giorni per controllare la documentazione e poi quindi dare effettivamente risposta all'Agenzia delle Entrate, che al momento, ricordiamolo, è l'ente attuatore di questa misura. Siglato a Padova un importante accordo a Palazzo Moroni, un accordo di collaborazione tra il Comune e la Scuola Internazionale Italo-Cinese dell'Arcella. Vediamo. Il sindaco Sergio Giordani e la preside della Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, Li Xiumei, a firmare in sala consiglio il protocollo d'intesa. A essere coinvolti in modo diretto nella collaborazione gli studenti del terzo e quarto anno del liceo, che diventeranno mediatori linguistici a servizio dei cinesi residenti in città, ma anche dei cinesi che qui arriveranno come turisti.
Nata nel 2013, la Scuola Internazionale Italo-Cinese è l'unico progetto trilingue, italiano, inglese e cinese a livello europeo, e ospita 200 studenti dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Una scuola dove 7 ragazzi su 10 sono cinesi, 2 su 10 italiani, il resto internazionali da 6 paesi del mondo, dalla Bolivia a Singapore. Vivono molti cinesi a Padova, per cui vuol dire integrare molto più velocemente sotto l'aspetto culturale, informativo, nel linguaggio. Loro fanno anche facilità di linguaggio tra di loro, per cui vuol dire un salto di cultura e di linguaggio molto importante. A scuola per imparare a essere cittadini del mondo, e come tali i ragazzi metteranno a disposizione della città di Padova i loro talenti in un'ottica di proficuo scambio reciproco. Il modo più bello per farlo è coltivandosi fin dall'inizio questi ragazzi che in questo modo entrano a pieno titolo nel percorso di costruzione della città del futuro. Tradizionale scambio di omaggi dopo le firme, un momento per rinsaldare l'amicizia tra una città internazionale e culturalmente aperta e la comunità cinese, che ha scelto un quartiere simbolico come l'Arcella come sede. Noi dobbiamo creare all'interno di questo quartiere così ampio una collaborazione e una coesione tra le varie scuole e passaggi informativi e di suggerimenti anche di attività e di scambi culturali che credo facciano bene non soltanto alle scuole ma a tutta la cittadinanza. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Rete Veneta. Non mi resta che augurarvi buon pranzo e buon pomeriggio. Appuntamento a domani.